qua, strada chiusa per lavori. Ah, non si può neanche andare, ma perché lo rigalò? Non capisco io, cioè perché questo qua in macchina allora gli andasse, che è scritto deviazione? Vabbè, adesso vediamo, al massimo ne girerò tutto che dire, perché un trattore che fa taglia all'erba tipo deve stare un po' attento. Siamo dietro a un Porsche che si acciappa alla polvar che è il trattore Quareto e sono ancora in destra, sì, perfetto. Qua i gira sti qua, invece proseguirò, però se andassi fuori dalle scatole sarei meglio anche questa Panamera, vai. Adesso noi siamo in Nogara, direzione Salizzola Bobolone. Le gente che lavora ai campi, bravi comunque, siete da elogiare. Qua che le mucche, le mucche, e infatti che è l'odore caratteristico delle mucche. Le boasse che le fa è roba che pochi sostiene, però se te vai in montagna te le becchi sicuro. Ah, la deviazione te la fa fare di chi? E dove finisce chi? Non lo so me. Lei è una bella strada anche tutto sommato, se non che fosse sempre un trattore o l'altro, perché mamma mia, oh, trattori a manetta proprio. E ingazza, mai sentito questo paese, mamma mia, oh, mai sentito, sono di andare nelle Brecene ragazzi, nelle Brecene qui. E spero di ricattarmi, di capire dove sono di andare e di riuscire a ricattarmi, perché se mi perdo mi metto a ridere la buona queste robe. Vediamo dai, mi pare che siamo verso Salizzole, ma boh, adesso da chi, dove continua ad andare? Non riesco neanche a capirmi. Boh, non so, non riesco neanche a capire. Questo mi insegue a casa, cioè. Boh, spero che ho fatto giusto che vieni a seguirmi, perché sono giusto. Bocca di che culo assassinato. Ok, ci siamo. Frena, oh, massa ingarbugliato, però meglio se andiamo a godermi, se non fosse così assassina la strada, se andiamo a godermi. So di sì che l'ho fatta, che è scritto deviazione da qua. Sì, guarda, che bravo che sono stato. Verona, Salizzola Bobolone, ok. Spero che non sia mia di fare perché se era là era.
Cosa che è scritto qui? Ok. Mamma mia, Zeus! Quanto è bello andare via così. Ragazzi, è una passione bellissima andare via in moto, veramente. A parte nel senso che non ti fai veramente male, ti fai male lo stupido, eccetera, ma no, quando sei tranquillo, le cose vanno abbastanza bene, nel senso, eccetera, non esageri. Tutto sommato è veramente stupendo, nessuno può capirlo se non ha la passione effettivamente, però è veramente una cosa stupenda, stupenda. Sto respirando benissimo, facendo un bel giretto. È vero che è un po' un consumo di benzina, cioè quello che vuoi, un po' uno spreco che sto usufruendo, però fa bene anche a livello psichico, mentale, e allievi allo stress. Dopo è vero che ti stanca, perché questa moto, madonna, sono 200 kg che si fanno proprio sentire, è poco da dire. Ok, siamo a Salezzole, Bologna, devo andare a sinistra, no, a destra, non mi ricordo mia tanto bene. Adesso vedo chi che è il cartello, e il diesel, il Città Bologna, qua c'è. Che accelerata che gommola. Bellissimo. Adesso qua lì a sinistra, va bene, seguiamo le indicazioni, dai, che provo. Ok, brava, macchina che la gira da là, giro 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 giro, la versante, via, arriva uno stoppete, e stoppete non so mia dove devo andare, ma penso di qua. Ok, seguo la tangente, ok, semaforo, va buono. Supero un attimo sti qua, va bene, buono. Dice di qua penso. Benissimo. Siamo arrivati a Bogolon. Bogolon, siamo arrivati già. Ho fatto veramente presto, in fretta comunque, no? Ho fatto tutto il giro, non mi ha messo tanto. Vabbè, pazienza. Mi sono godeto a fare il giro fin qua. Se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!